buonasera. Iniziamo le interviste con Nicola Agostini del Veneta Lab Hockey Breganze. Se non vado errato, è stato l'esordio. Come è andata la partita, al di là del risultato, proprio la tua personale interpretazione della gara? Beh, la partita è andata molto bene, abbiamo comunque tutta la squadra ha preso bene la partita. Per la mia prestazione c'è un po' di rancore per l'ultimo gol sbagliato, però tutto sommato sono soddisfatto. Sono contento per l'esordio, ringrazio tutta la squadra che mi ha sostenuto, mi ha dato la giusta carica per affrontare bene la partita e ringrazio anche il mister che mi ha dato fiducia. Sì, senza dubbio, ti ringraziamo anche di quello che hai detto, perché l'umiltà non fa mai male. Ho visto che anche i compagni cercavano anche di farti segnare, sarebbe stato la ciliegina, però l'impressione, cioè rispetto alle gare giovanili, questa cosa c'è di diverso? La velocità, non lo so, dimmi te. Beh, diverso alle partite giovanili, diciamo sì che c'è più intensità, c'è più fisico e bisogna essere comunque sempre pronti ad entrare con la giusta voglia, senza paura e senza rancore di nessuno. Ecco, comunque ti ho visto disteso, tranquillo, senza emozioni, questo è molto importante anche per un atleta, insomma, no? Sì, diciamo, ho cercato di trattenere la tranquillità perché per l'esordio ho cercato di stare il più tranquillo possibile e cercare di fare una prestazione carina, diciamo. No, hai giocato a livello degli altri tutto sommato, quindi niente da dire, hai superato, non sei entrato emotivamente, probabilmente la squadra, un risultato era già acquisito, non lo so. Sta di fatto che ti abbiamo visto bene e speriamo che tu possa continuare i prossimi incontri. Spero anche io, grazie mille di tutto. Benissimo, in bocca al lupo allora Nicola. Grazie. Ciao, alla prossima.